una PR. Rieccoci, primus inter pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Elisabetta Corazza, redazione, novità, se hai qualche filmato come abbiamo visto prima, addirittura in Cina mangiano con le ali, insomma, per tenere le distanze, insomma, ne inventano di tutti i colori. Filmati per il momento no, però ti dico che alle 21:30 è iniziato un Consiglio dei Ministri sulle misure della privacy. All'ordine del giorno c'è il decreto sulle intercettazioni, le misure in materia di ordinamento penitenziario e misure a tutela dei dati personali in relazione all'applicazione Immuni. Poi ti dico anche che secondo l'agenda di Palazzo Chigi domani mattina alle 10 il Premier farà un'informativa alla Camera dei Deputati in cui appunto parlerà anche della fase 2 e alle 12:30 terrà invece l'informativa al Senato. Bene, allora adesso andiamo nella parte ovviamente l'altra pandemia che è quella economica, su questo siamo tutti d'accordo, è vero Bisato, almeno lì abbiamo un accordo comune. E tra poco avremo collegato anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, ovviamente sentiremo anche in quella regione come stanno andando le cose, però prima andiamo a vedere un servizio che abbiamo fatto oggi dei ristoratori veneti, quanto arrabbiati sono. Ieri le abbiamo dato i parrucchieri, oggi mandiamo i ristoratori, andiamo a vedere questo servizio. Tutto a Padova profuma di primavera, il sole tiepido, il vento fra le foglie, le nuvole rapide a muoversi. Eppure è una stagione amara per la città del Santo, assediata da un virus pericoloso e prima d'ora sconosciuto, letale tanto per le persone quanto per le attività del capoluogo, costrette a chiusure totali. Fra i settori più colpiti la ristorazione, dove le perdite in città hanno toccato anche il meno 80-90%. Mai visto. Economicamente poi è un disastro. Qua siamo di 16 persone a lavorare, dicono che apriremo il 1° giugno, ma la gente verrà, la gente? Per me, la gente finché avremo la mascherina sarà difficile che possa andare al ristorante. Andare al ristorante chiuso sembra di stare in una prigione. Nessuno aveva messo in conto che l'arrivo del virus in Veneto avrebbe comportato una serrata totale della ristorazione, che a metà marzo è stata imposta per abbattere l'espandersi del contagio. Dopo lo shock, le prime attività hanno iniziato ad attivare servizi di consegna a domicilio e più recentemente da asporto, un modo per rimanere vivi, spesso senza margine di guadagno, ma anche per reinventare l'offerta per i propri clienti. Abbiamo deciso di fare delle proposte diverse, sempre studiandole, sempre facendo qualcosa di particolare. Abbiamo lanciato per questo weekend del 1° maggio un brunch, che quindi è una fascia prezzo molto più accessibile, dai 20 ai 30 euro, dove c'è comunque una grandissima ricerca. Stiamo cercando di farci trovare il più pronti possibile. E io credo che questo tempo sia un tempo anche molto positivo da un lato, perché non credo che nessun ristoratore abbia avuto mai 2 mesi di tempo per giudicare la sua azienda, per costruirla nuovamente. Dai locali economici ai ristoranti blasonati, la chiusura del settore non ha risparmiato nessuno. Ad abbassare la serranda prima di tutti i ristoranti etnici, un centinaio fra Padova e dintorni. Per alcuni di loro la chiusura si protrae da quasi 3 mesi, altri invece hanno accettato la dura sfida della ripartenza graduale. Allora, avevo iniziato a fare le consegne da una settimana, quindi rispettando le normative che ci sono in corso. E fortunatamente da una parte noi comunque facciamo anche prima il servizio di consegna e abbiamo tutte le piattaforme attive. Il settore di ristorazione è stato uno dei primi ad essere colpiti e sfortunatamente sarà anche uno degli ultimi ad riprendere. I ristoratori di Padova tentano come possibile di fare fronte ai problemi della situazione attuale, ma certo, se anche la ripartenza dovesse arrivare nelle prossime settimane, quanto perduto negli ultimi 2 mesi e mezzo sarebbe irrecuperabile. Lo sa bene Elena Bernardi, rinomata ristoratrice del centro storico. Nel suo locale, dove passavano abitualmente volti noti dello spettacolo, ora tutto è cristallizzato, fermo alle cene di inizio marzo. A farla da padrona è l'incertezza. Il timore è che alla riapertura solo metà dei tavoli possa essere occupata, verosimilmente per un 20%, ma con il 100% delle spese da sostenere. Da settimane Elena si impegna per garantire il servizio a domicilio ai propri clienti, ma anche la passione più forte, senza il supporto della speranza, prima o poi appassisce come un fiore senza acqua, come un settore economico lasciato senza aiuti. Chi decide per noi deve farsi aiutare da uno di noi a prendere le decisioni. Diversamente non ne veniamo fuori, anche perché abbiamo un'apertura incerta, senza regole. Noi ci troviamo con gli affitti da pagare,
con il pregresso da pagare, le eventuali tasse future che arriveranno giuste alla riapertura da onorare e con i nostri dipendenti che stanno ancora aspettando la cassa integrazione e quindi sono a 0 stipendio. Per cui ci troviamo con un pregresso senza reddito, un futuro pieno di oneri, i conti non tornano. Un bambino delle elementari sa che se spendi 100 e guadagni 20 non ce la fai. Credo che il bambino delle elementari abbia perfettamente ragione, quindi adesso sarà il motivo di questa seconda parte della trasmissione. Collegato abbiamo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che lo saluto, lo ringrazio. Buonasera governatore. Adesso tra poco lo Buonasera a voi, grazie dell'invito. No, grazie a lei che è venuto, perché davvero lei è stato molto gentile. Prima di tutto il Friuli mi sembra, per fortuna della sua regione, insomma i casi, la tabella qui sono stati totali sui 3.000, appena superiori ai 3.000, 3.010 per l'esattezza, guariti quasi 1.400, morti sì, però insomma è un numero limitato, che chiamano numero limitato, sono sempre tanti, sono 285, questo è il dato che ho io. Ecco, come sta vivendo il Friuli Venezia Giulia questa pandemia? Inizio da questo ragionamento per poi andare sotto un profilo economico. Guardi, noi siamo stati l'unica regione in Italia che ha iniziato i lockdown prima di scoprire il primo caso in regione. Oggi invece penso che serva una più rapida riapertura, ovviamente in sicurezza, utilizzando quelle regole date dal buonsenso e ovviamente da chi si deve occupare di questo, e penso al Comitato Tecnico Scientifico, al Ministero della Salute, che possa garantire di svolgere l'attività in maniera sicura ma senza i divieti. Dico questo perché penso che la strategia utilizzata sia stata quella più di buonsenso, ovvero bloccare tutto subito e riaprire quando si è organizzato il sistema sanitario, quando si ha a disposizione ovviamente il materiale da dare ai cittadini. Noi abbiamo distribuito più di 1 milione di mascherine, oltretutto riutilizzabili per 20 volte, lavabili. Penso che sia il modo per cercare di ritornare, non dico a una vita normale, ma perlomeno a una mobilità che non sia limitata. Penso che oggi noi dobbiamo guardare non più all'epoca dei divieti, ma all'epoca delle regole. Quindi quali sono queste regole? Il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, lavarsi le mani con soluzioni idroalcoliche, l'evitare momenti ovviamente di aggregazione, e questi sono quelle regole, e dopo ovviamente per ogni singolo settore si dovranno fare dei protocolli, ma credo che dobbiamo farli presto e bene, altrimenti la mia preoccupazione è che dal rischio epidemico e pandemico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, però ci troviamo in un rischio economico e lavorativo che rischia di lasciare le persone senza mangiare. Questo mi preoccupa molto. La politica deve essere in grado di fare questa sintesi, mettere insieme le esigenze sanitarie che sono doverose con quelle economiche. Allora, senta governatore, il pensiero che lei dice è un pensiero molto vicino al pensiero di Zaia, abbastanza vicino con quello della Lombardia. Praticamente il nord Italia, dove c'è la maggiore economia del nostro paese, ovviamente è concorde di usare determinate regole che vanno un po' al di là di quello che vorrebbe fare il governo che ovviamente sarà condizionato dalle scelte degli scienziati. Questo vuol dire che il governatore del Veneto ha fatto dei decreti un po' diversi da quello del nazionale, rispettando un po' le regole. Lei nella sua regione ha fatto qualcosa di diverso o ha rispettato le regole che sono arrivate da Roma? Ma guardi, anche io ho fatto delle ordinanze, oltretutto dico io e il governatore Zaia ci sentiamo molto spesso anche per scrivere le ordinanze a quattro mani, essendo anche territori confinanti, e su questo ne faccio un esempio. Noi abbiamo messo la regola delle vicinanze per l'attività motoria, abbiamo detto che le vicinanze è il comune di residenza, perché anche questo sa, quando c'è una regola che dice che puoi fare attività motorie nelle vicinanze, cosa vuol dire? Sono 100 metri, 200 metri, 1 chilometro, 10 chilometri, bisogna anche dare delle regole certe. Penso che in un momento come questo non abbiamo messo l'obbligo di mascherina quando si va in spazi pubblici, abbiamo messo il distanziamento sociale. Penso che la passeggiata o la corsa con queste misure, che capisco diano fastidio ma servono a garantire la sicurezza, siano accettabili e mettano insieme la necessità di sicurezza sanitaria con anche la necessità di una vita pseudo normale per i cittadini e le persone.
Ecco, tutte ovviamente le fasce produttive, dal commercio alle fasce produttive alle aziende, ovviamente chiedono allo Stato: dateci i soldi per cortesia. Addirittura, se avete visto ieri sera a porta, Luca di Montezemolo si è anche un po' inalborato nel dire lo Stato, il governo deve cominciare a dare dei soldi, dare più anni per il rientro, dargli una parte a fondo perduto. Ecco, nella regione Friuli Venezia Giulia, com'è la situazione sotto un profilo della pandemia ovviamente economica? Guardi, noi siamo intervenuti con delle misure già nel primo mese di pandemia, cercando di aiutare, mettendo più di 30 milioni di euro per aiutare le imprese, e adesso abbiamo fatto un'ulteriore misura specifica che andremo a votare a breve di 50 milioni. Abbiamo mobilitato le nostre finanziarie per una 170 milioni che rimangono nelle aziende, un'altra per 50 milioni, sempre che soldi che rimangono nelle aziende non chiediamo il rientro, altre misure per i comuni per un totale di più di 300 milioni di euro. Però è chiaro che se pensiamo che la singola regione possa dare tutte le risposte è tecnicamente impossibile, uno perché le regioni, come sapete, purtroppo, e lo dico purtroppo, non si possono indebitare per spesa corrente per regole, quindi per capirci non posso dire il Friuli Venezia Giulia si indebita per cercare di sostenere l'economia, perché questo mi è vietato. A differenza dello Stato. Serve, e non dico guardi nemmeno soltanto il Paese Italia, ma penso tutta Europa che faccia delle politiche di sostegno, però queste politiche di sostegno devono essere abbinate alla possibilità di riprendere l'attività, seppur in modo limitato. Sappiamo che non partiranno al 100%, ma partiranno al 50%, al 40%, al 60%, però dobbiamo dare la possibilità di ripartire. E guardi, questo lo dico anche, penso, per una questione di buonsenso. Lei pensi che da lunedì prossimo potrà aprire un'impresa manifatturiera, io condivido la scelta, sia ben chiaro, però che magari ha 2.000, 3.000 dipendenti, pensiamo a Fincantieri, addirittura arriva a 7.000 dipendenti. Fortunatamente un'impresa strategica è giusto, con delle regole può aprire, però diciamo che un'impresa con 3.000 dipendenti può aprire, un negozio dove entra una persona, 2 persone per volta, con la mascherina, lavandosi le mani, mantenendo le distanze di sicurezza, non può farlo. È chiaro che quando si fanno misure di questo tipo si crea, che sono irragionevoli, si crea un disagio sociale profondo, e allora dobbiamo dire quali sono le regole. Chi le rispetta può aprire, chi non le rispetta non può aprire. Certo, e poi c'è il Presidente della Regione, cioè il Presidente del PD della Regione Veneto che vuole fare una domanda e vuole interloquire con lei. Però le faccio un'altra. Senta, Governatore, le strategie che voi avete come Governatore del Veneto, del Friuli e dell'Emilia sono molto similari e sono delle volte un po' in contrapposizione alle scelte che il Presidente del Consiglio ha dato nei suoi decreti. La domanda: la vostra forza non conta nulla nel nostro Paese? Cioè, se voi dite il Veneto, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Liguria, dice guardate che qui per fare questo bisogna avere anche questo, e date delle linee guida, il governo è impazzito secondo lei, o avrà chi ha dato dei consigli per salvaguardare la sanità e il popolo italiano? Guardi, io ho sempre cercato di utilizzare, come tutti i governatori, un atteggiamento assolutamente costruttivo di collaborazione col governo nazionale. Penso che in casi come questi l'ultima cosa da fare è alimentare scontri politico-istituzionali, bisogna cercare di collaborare. Ovviamente però senso di responsabilità vuol dire anche sottolineare le questioni che secondo noi non funzionano e non danno le dovute risposte ai cittadini, altrimenti a quel punto non sarebbe una collaborazione, se uno dicesse sì a prescindere da tutto, ma sarebbe semplicemente una presa d'atto senza senso che danneggerebbe le nostre comunità. E devo dire che queste posizioni, come lei giustamente ricordava, sono state prese anche da regioni governate non dal centrodestra, ma pensiamo appunto, lei ha citato l'Emilia Romagna, dove per esempio le misure sul take away, ovvero altri tipi di misure, le ha prese la stessa Emilia Romagna. Oltretutto su questo, come noi in un'ottica assolutamente collaborativa, però abbiamo voluto mandare con altrettanta fermezza una lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Affari Regionali, firmata da 12 regioni più la provincia autonoma di Trento, dove diciamo qual è la nostra proposta per la fase 2. Riteniamo che le regioni debbano tornare protagoniste rispetto alle competenze che gli affida la Costituzione, che il governo deve fare le norme quadro dentro il quale noi dobbiamo lavorare, e quello che le dicevo prima, queste norme quadro devono essere norme che determinano le regole.
perché fare una riapertura basandosi sui codici Ateco non lo reputo una riapertura di buon senso, ma una riapertura che non salvaguarda la salute, perché ribadisco ci sono siti lavorativi con migliaia di lavoratori e magari quelli con pochi lavoratori che invece devono tenere chiuse, quindi anche ingiusta. È molto chiaro. Bisato, prego. Ma io non volevo fare una domanda, volevo fare una considerazione. Certo, ci mancherebbe. Prima di tutto raccolgo quanto dice il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che loro avrebbero messo circa 300 milioni, se ho capito bene, alla fine, tra garanzie e diretti, contributi diretti. Beh, qui in Veneto mi pare che siano stati messi con una variazione di bilancio 12 milioni e 800 mila euro, qualcosa del genere. È vero che non c'è l'addizionale IRPEF, ma mi pare che sia un po' pochino rispetto alla condizione che viviamo qui in Veneto, è la prima considerazione. La seconda che è strettamente legata, il Presidente non era presente nella prima parte della trasmissione quando abbiamo interloquito con quella che doveva essere addirittura il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi abbiamo tratto la conclusione che sotto l'aspetto scientifico bisogna stare attenti, perché da un punto di vista sanitario io e il direttore siamo ben consci di aver rappresentato il primo momento dell'inizio della pandemia qui su Padova, no? È vero. E c'era anche Roberto Marcato, credo. Nessuno di noi due poteva intravedere quello che stava succedendo e nessuno aveva la coscienza della pericolosità del fenomeno con l'R.0 che ricordava prima il coefficiente di ricalcolo del contagio. Allora, questo a dire, io non penso che ci sia la volontà da parte del governo e dello Stato di fare degli atteggiamenti che debbano essere repressivi nei confronti di categorie. Stanno solo interloquendo, non so quanto efficacemente, con il comitato tecnico scientifico che dà delle indicazioni. Allora, questo a dire, queste regioni del nord che io auspico fortemente riescano ad avere una ripartenza veloce, devono bilanciarlo insieme all'aspetto sanitario, altrimenti il ritorno della pandemia è dietro l'angolo. Sì, però uno si ammazza se non lavora anche. Ma non è così. Sì, però no, ma scusate, posso fare una domanda? Scusa, posso fare una domanda? Perché... No, però mi dovete lasciare completare un ragionamento. Una domanda secca. Nei supermercati dove abbiamo centinaia di persone che sono andate a fare la spesa nel periodo di quarantena, dipendenti dei supermercati che lavorano come negozianti, quanti casi di coronavirus? Ma io non sto dicendo di non riaprire. Quanti casi di coronavirus Presidente, se lei mi lascia completare, sì, arrivo al punto. Rispondo alla domanda. Ci sono stati, le posso garantire, non faccio il nome del supermercato perché altrimenti potrebbe subire conseguenze, è stato zittito tutto, il personale tutto, ma è stato qui a Padova Giorgio, stiamo parlando di casi, una catena importante stiamo parlando di casi eclatanti. Però eclatante, l'hanno detto uno, due casi eclatanti. Ci sono certi supermercati che non danno nemmeno le mascherine ai propri il sistema produttivo in parte ha potuto riaprire perché hanno fatto un serissimo protocollo d'intesa tra le organizzazioni di categoria del mondo imprenditoriale e di quello di tutela dei lavoratori, e in parte stanno riaprendo. La stessa cosa deve avvenire col settore del commercio, ed è notizia di domani mattina, l'ha anticipata anche il governatore Fedriga, che si arriverà a riaprire il 18 di maggio. Un attimo solo. No, la battuta finale che riguarda Fedriga è... La battuta a Fedriga è... La battuta o la domanda? Domanda battuta che riguarda Fedriga e riguarda anche Zaia. Allora, in una gerarchia delle fonti, il decreto fatto dal Presidente del Consiglio fissa la linea minima di tutela del sistema sanitario nazionale. I governatori con le ordinanze possono fare interventi più restrittivi. I sindaci, io per primo, possiamo stare ancora più sotto, ancora più restrittivi, non allargare. Se si decide di allargare, come in parte ha fatto il Veneto e come in parte ha fatto il Friuli, allora io lancio entro a gamba tesa. Si faccia, se possono, se sono in grado, riaprano domani mattina tutto il sistema produttivo veneto e friulano. Con un'ordinanza. Se sono in grado che lo facciano con un'ordinanza. Perché non lo fanno? Governatore Fedriga, lei la risposta. Allora, rispondo su più punti. Intanto per quanto riguarda le risorse messe dal Veneto, io non entro ovviamente in casa altrui, ma mi sembra che se uno fa una scelta che in modo strutturale, ed ovviamente sono scelte diverse da regione a regione, c'è chi dice dai contributo, ma chi dice fa un intervento strutturale
che vale sempre sull'abbassamento della pressione fiscale, io penso che sia da ringraziare il governatore Zaia, non dire perché non metti altri soldi o non aumenti magari le tasse per poi far finta di metterli dall'altra parte. Quindi l'ha riconosciuto lo stesso sindaco, quindi complimenti a Zaia che ha avuto la forza ed anche è riuscito a tenere i conti in ordine per riuscire a fare una misura di contenimento della pressione fiscale così forte e importante per il territorio veneto. Dall'altro lato, se permette invece, per quanto riguarda la questione di riaperture e non riaperture, io voglio sottolineare una cosa. Quando il governatore del Friuli Venezia Giulia, che sarei io, ha deciso di chiudere università e scuole, ricordo sommessamente che il governo l'ha attaccato, perché ha detto che a proposito di sicurezza pandemica o non pandemica, perché ha detto che stavo facendo un danno alla mia regione all'inizio. Ma ricordo non soltanto il governatore del Friuli Venezia Giulia, ma ricordo il governatore delle Marche, che oltretutto è del PD, che aveva fatto un'ordinanza per chiudere scuole e università, è stata impugnata dal governo e gli hanno annullato l'ordinanza. Le Marche è stata una delle regioni più colpite. Fortunatamente io ho resistito, lui, ed è un collega del PD, sfortunatamente non è riuscito a registrare di fronte al TAR, dopo no. Ovviamente mi auguro che non sia stato dovuto solo a quello, ma anche a una serie di concause. Però sta di fatto che la regione a cui è stata annullata l'ordinanza del governatore ha avuto un aumento pandemico importante. Quindi la strategia di chiudere presto era utile e magari riaprire prima. Ultima cosa, è vero che il governo ha fatto un decreto che impedisce alle regioni di aprire autonomamente attività produttive. Infatti nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto l'hanno fatto. Noi abbiamo riorganizzato all'interno delle norme sancite dal DPCM la vita delle nostre comunità, ma non abbiamo detto oggi possono aprire un negozio o un'attività produttiva che non poteva essere aperto. Abbiamo detto che uno, invece di far soltanto consegna a domicilio, può anche, oltretutto su prenotazione, andare a prendere in quell'attività. Detto ciò, mi sorprende però che da una regione, un esponente, un sindaco di una regione fortemente identitaria e che crede fortemente nell'autonomia come il Veneto, venga a avvallare le scelte del governo a prescindere. Noi in un momento come questo, lo ribadisco, non abbiamo voluto fare uno scontro istituzionale. Però capite bene che sono entrate all'interno di competenze regionali che sono sancite dalle Costituzione che sono regionali, con un decreto legge o ancor peggio con un atto amministrativo quale un DPCM. Bigiato voleva replicare, ho visto che stava dicendo qualcosa. Come dire, io l'avevo girata al contrario, cioè se le autonomie territoriali, come io auspico, intervengono, ma in certi casi intervengono al di sopra della potestà che hanno. Possono chiudere, certo, ho capito il concetto. Allora facciano altrettanto, riaprano totalmente. Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia. Prego Vincenzo. Non abbiamo aperto un'attività. Vincenzo Marinese. No, ma vedete, qui stiamo facendo secondo me una grande confusione, stiamo abbinando la strategia sanitaria alla strategia economica. Dal punto di vista sanitario sappiamo bene che ci sono state tante cose che non hanno funzionato, anche primi noi cittadini ci siamo sbagliati, abbiamo sottovalutato, abbiamo scambiato questo virus per un'influenza, abbiamo visto è stato in generale sono stati commessi tutta una serie di errori, un po' per sottovalutazione, ma da parte di tutti, non da parte di qualcuno sì e altri no, da parte di tutti. E così si è visto a livello europeo e a livello mondiale. Abbiamo visto come tutti gli altri paesi hanno reagito dal punto di vista dell'emergenza sanitaria. Chi ha fatto delle disposizioni, chi credeva nell'unità Quindi tutti d'accordo, dal punto di vista economico invece non è più una scienza. Non è più la sottovalutazione di una malattia che non si conosce. L'economia è conosciuta, i riflessi economici sono noti e bisogna affrontarla in maniera seria, come hanno fatto altri paesi, perché mentre noi siamo indietro sulle misure, cioè io adesso io sono filo governativo, ma sono contento che ci sia un Consiglio dei Ministri in questo momento che parla della privacy e magari non parla di come trovare i fondi per la gente che sta morendo di fame. Perché qui non avete capito e non si è ancora capito che gli altri paesi europei
hanno stanziato soldi. La Germania ha messo 550 miliardi di euro di garanzie a favore del credito, se è vere, non 550 miliardi di carta, d'accordo? Gli Stati Uniti hanno stanziato 2000 miliardi di dollari già dati in tasca alle persone, così ha fatto la Francia. In Francia le aziende hanno già avuto i soldi, li hanno avuti in Spagna e li hanno avuti in Germania. Noi adesso stiamo facendo questa battaglia per riaprire, ma è la battaglia di Pirro. Io l'ho soprannominato l'ultimo canto del cigno, perché non è detto che se riapriamo oggi, domani mattina e le quindi persone... Marinese arriviamo a Sove. E quindi bisogna intervenire in maniera forte e concreta sugli aspetti economici, bisogna intervenire fortemente sugli aspetti del credito, bisogna iniziare a dialogare e ad ascoltare, perché quando dicevamo che i 400 miliardi di garanzie non avrebbero sortito effetto sul sistema bancario, non lo dicevamo giusto per dire, e allora abbiamo detto che dovevamo fare delle cose. Ora faccio un esempio, abbiamo detto che per quanto riguarda anche l'agricoltura dovevamo prendere quelli del reddito di cittadinanza e mandarli a raccogliere le nostre pere e le arance per non perdere il bilancio dal punto di vista alimentare, e il reddito di cittadinanza non si tocca, devono stare a casa. Adesso stiamo dicendo dobbiamo iniziare a capitalizzare. Ho capito, è questo, ma perché, Federica, le chiedo a lei, perché il concetto si lamentano tutti e indubbiamente hanno tutti ragione, ma perché il governo fa questo? Perché siamo deboli, perché non abbiamo soldi, perché non abbiamo credibilità in Europa, per quale motivo? Oppure perché sei inventato, oppure perché è incapace? Perché Giorgio, basterebbe avere l'umiltà di ascoltare, sedersi a un tavolino e dire, perché di proposte ce ne sono tante concrete, e dire tutti. Si può fare, no, non si può fare, perché in una fase straordinaria le azioni si fanno anche a saldo invariato. Vengo poi, Federica, non vorrei, prego Bisato, se è rapido. No, era per dire che in parte posso comprendere lo stato d'animo che stiamo vivendo tutti, e quindi il sistema produttivo per primo. Ci mancherebbe, bisogna farlo ripartire, però non si può dire che in Italia, di fronte a questa emergenza, si poteva far meglio. Però che non sia stato fatto nulla, no. Questo no. Sentiamo, questo no, perché i 400 miliardi che ha ricordato ti prego. Però è altrettanto vero che adesso sono sopra il tavolo delle banche. Non è vero. Ma come no? Allora, vogliamo parlare tutti, dopo vengo, sentiamo, Giorgio, abbiamo collegato il governatore del Friuli, con tutto il rispetto, poi vengo da voi. Sono così forte perché abbiamo un presidente del Friuli Venezia Giulia importante. Me lo metti inquadrato, Claudio, il governatore, per favore, lasciamolo inquadrato, andiamo pure. Vogliamo dire la verità oppure vogliamo prenderci in giro? Sempre la verità. Con onestà intellettuale, sempre. Bene, le banche hanno posto un tema e io dico a ragione. Vogliono lo scudo penale. Benissimo. Lo scudo penale. Bastava fare un decreto e dall'altra parte concordare quello che la banca ti chiedeva, lo scudo penale, perché nessun banchiere va in galera per prestare dei soldi a qualcuno che non è in grado di restituirli. E allora però è emerso allora che i soldi ci sono e che ci sono gli ostacoli burocratici che bisogna affrontare e risolvere eventualmente. Non sono burocratici, sono sostanziali. Perché la banca non vuol dare 25.000 euro. Governatore Federica, ha capito? 25.000, scusami, no, ma bisogna dirlo. Bisogna dirlo, 25.000 euro. A me non interessa come Presidente di Confindustria i 25.000 euro, ma questa è anche, possiamo dire, una presa in giro. I 25.000 euro sono revocabili se la banca non fa l'istruttoria e pertanto il Mediocredito Centrale si prende 60 giorni di tempo per revocare o meno la garanzia. Ora la domanda è, la banca... Ho sempre avuto dubbi sulle banche. La banca come fa a darti 25.000 euro da una parte con la possibilità che la garanzia del Mediocredito Centrale entro 60 giorni viene revocata? Certo, governatore Federica, la situazione... Ho ragione o torto? La situazione, governatore, ovviamente del... Ma parlate con i direttori delle banche. Sento, conoscerà i governatori delle banche, li ascolterà, sentirà il vero motivo. Io ho sempre dei dubbi con le banche, quindi volevo sentire una conferma come vivono nel Friuli Venezia Giulia questa pandemia economica, anche tramite le banche, anche tramite quello che avete detto entrambi. Governatore. Guardi, io colgo la sollecitazione del Presidente di Confindustria e devo dire che, per esempio, anche su quelle ultime misure di cui parlavamo, che noi mettiamo delle risorse, iniziamo a mettere delle risorse anche per tutte quelle attività più colpite, quelle che sono state chiuse di più e che non hanno potuto riaprire, cosa abbiamo fatto? Non è che ci siamo
riuniti all'interno della Giunta e io abbia detto ai miei assessori quello che mi ero sognato la notte prima. Abbiamo incontrato le categorie economiche, abbiamo chiesto quello di cui avevano bisogno, abbiamo concordato gli interventi e abbiamo fatto la proposta che verrà convertita da qui a pochi giorni dal Consiglio regionale. Penso che in questo momento non credo che ci sia una linea politica di destra o di sinistra. In questo momento c'è semplicemente la messa a disposizione degli organi amministrativi e politici del tessuto produttivo del Paese a cui dobbiamo cercare, nei limiti del possibile ovviamente, ma di rispondere ai bisogni e alle necessità in un momento emergenziale. Questo per esempio noi l'abbiamo fatto, faccio l'esempio sulla cassa integrazione in deroga, dove abbiamo fatto noi l'accordo con le banche per anticiparla. Infatti se vedete i casi della cassa integrazione in deroga, penso che siamo la regione che percentualmente ha il più alto numero di erogazioni, che ovviamente stiamo ancora aspettando tutte, però abbiamo iniziato in modo molto veloce. Abbiamo cercato di fare l'accordo con l'ABI regionale e con gli istituti di credito del territorio per cercare di capire quali sono i problemi. Infatti ho chiesto un monitoraggio agli istituti di credito rispetto al singolo istituto ovviamente, sia sulla moratoria sia sui 25.000 euro. Quindi penso che questo tipo, diamo garanzia anche noi alle banche ovviamente, con il nostro sistema economico e finanziario, e stiamo cercando ovviamente di dare questo tipo di risposte. Ma governatore Fedria, poi lo chiedo anche a Bisato, ma perché noi qui in Italia complichiamo tutte le cose? Perché non invitiamo anche i paesi dove funzionano bene le cose, dove i soldi sono stati elargiti direttamente alle aziende, ma bisogna passare tramite queste benedette banche? Perché non è fattibile una cosa che, se fossimo solo noi capisco, ma lo fanno già gli altri, non è possibile farlo in Italia. Non abbiamo soldi. Perché non è possibile dire non abbiamo soldi, però poi nel dramma vengono fuori i soldi. Il calcolo della leva che dovrebbero portare i soldi messi dal governo, ma il governo mica ha fatto un decreto da 400 miliardi, Cioè che sia chiaro anche ai cittadini, non è che il governo ha messo 400 miliardi da elargire generosamente al settore produttivo. È il calcolo che hanno fatto della leva che dovrebbe produrre i soldi messi. Cosa è giusto, governatore? Lei prima ha detto voi arrivate con un effetto leva fino a 300 milioni. Quelli ci sono una parte, sono di garanzie. No, non è un effetto leva, no. I nostri cosa sono? Io dicevo prima, i 170 milioni di euro che da FIE rimangono, ma sono soldi della mia partecipata, non è che sono un effetto leva. I 50 milioni di Friulia che rimangono nelle aziende sono i soldi della mia finanziaria, non è un effetto leva. Governatore, mi scusi. Milioni che mettono i soldi della regione, non è un effetto sono leva. Cash, parliamo di cassa. Parliamo di cassa, non parliamo di carta, di cassa. No, però, esatto. Anche su questo, però bisogna che mi scuso se io devo riprecisare il presidente Marinese, ma se fino a 25.000 euro c'è la garanzia assoluta al 100% dello Stato, vuol dire che quella banca quei 25.000 euro là non li rischia, giusto? Non è così. Non è vero. Non li rischia, c'è poi il rischio dello scudo penale. Non è un problema Marinese, dai, non è così. Ma sì che è così. Quei 25.000 fino ai 5 spiegartelo giuridicamente. Però rapidamente volevo sentire che Settimo Gottardo, che ha lavorato in Parlamento, ha lavorato al Senato, conosce la strada politica chi meglio di lui, è stato sindaco. Gottardo, riesco ad andare anche in confusione anch'io, cioè la situazione qui è questa, ma la politica può fare qualcosa di più, non ci sono proprio i soldi? Deve fare qualche cosa di più, e io sono anche molto scettico, voglio sentire anche meglio il parere di un bravo presidente come Federica. Primo, la tentazione a ricentralizzare c'è. E c'è una tentazione a ricentralizzare un governo che non ha l'autorevolezza per farlo. Ecco, questa è la verità. Hanno più autorevolezza. La debolezza di questo governo sta nella sua mancanza di autorevolezza. Guarda, parla uno che non è a priori contrario, ecco. Però prendo atto di questo. Perché non ha l'autorevolezza? Perché parla di soldi futuri, mentre per esempio non adempie neanche i soldi immediati. Ci sono una quarantina di miliardi per opere pubbliche infrastrutturali di progetti approvati, finanziati,
che non vengono attivati. Non sono finanziati, ci sono 300 milioni di euro di cassa. No, ragazzi miei, non fate confusione tra competenza e cassa. No. Ci sono 300 milioni, non abbiamo neanche soldi per pagare gli anticipi. 80 miliardi di infrastrutture stanziate al CIPE sono di carta, scusami, 300 milioni di cassa. Marinese, questo lo dici spesso e l'abbiamo detto, non so se sono 300 milioni, ma comunque 300 milioni. Con la situazione di cassa del paese non sono io il ministro del tesoro, però attivare questi, perché mica li pagano subito questi 40 miliardi di opere bloccate. Non è che li pagano subito, ci vorranno 3, 4, 5 anni a farli e quindi sono distanziati. L'importante è che cominciano a parlare, a pagarli e che le banche cominciano a dare le tranche di anticipazione. Scusate, vi voglio sapere. Questo è il primo atto. Mi può dire Federica? Secondo, ma scusate, ci sono solo nel Veneto circa tra gli 8 e i 9 miliardi di debito che il governo ha presso la situazione imprenditoriale che ha o per servizi o per opere fatte. Già fatte, ma da qualche anno. E perché non li dà, Morale, perché non li dà, non li ha? Perché non li dà? Ho capito, ma che devo ancora fare i controlli e così via. Non è pensabile questo, altrimenti si dice, sì, siamo senza una lira? Siamo in una situazione prefallimentare? Ha ragione l'agenzia di rating mixed per cui siamo così all'orlo del baratro? Allora, a maggior ragione, questo governo non è in grado di affrontare questi problemi. Tanto per essere chiari, io sono sempre da dire di affrontare dal punto di vista della credibilità, della capacità politica di agire. Io trovo che non c'è questa capacità politica. Federica. Fosse anche vero quello che dice Marinese, che non c'è una lira in cassa. È vero, bene, glielo certifico. Ho capito, si prenda atto, si chiami Draghi. Si prenda atto, non si sta più qui a fare balletti, pseudo-garanzie presso il sistema bancario che non le vuole, non si fida di questo governo. Federica, ma voi pensate che l'Europa si fida a dare 1 miliardo di miliardi anche in garanzie a questi qua? Ma scherziamo? Tu daresti un prestito sulla parola a Conte? Allora vendiamo il Colosseo. Ai Grillini? Lo daresti a Di Maio? Allora vendiamo il Colosseo, Gottardo, vendiamo il Colosseo, risolviamo il problema. Vendiamo il 5G agli americani, come diceva il mio amico Marinese, vendiamo il 5G americani, ci pagano tutti i debiti, sistemiamo l'Italia, basta vendere il 5G agli americani. Governatore Federica, ne veniamo fuori da questa situazione, ovviamente la mia è una provocazione nel vendere il Colosseo e nel vendere il 5G agli americani, era semplicemente una provocazione, però anche questa è una strada da intraprendere se uno vuole per risolvere i problemi dell'Italia. Si risolveranno questi problemi, governatore, qui in Italia, perché io sento da tutti i politici la solita storia, non ci sono soldi, arrivano i soldi, non arrivano i soldi, i commercianti, gli industriali sono preoccupatissimi, la manifatturia è preoccupata, tutti preoccupati, ma qui bisogna risolvere il problema, governatore. Ecco, la domanda che le faccio da persona importante, di uno che governa una regione importante, ne verremo fuori da questa situazione? Intanto, se mi permette, sulla questione opere pubbliche, è vero che non ci sono tutti i soldi, è altrettanto vero che quelli che ci sono vengono tante volte bloccati. Io le faccio un esempio, con Vaia, i cantieri Vaia, sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia, noi in 6 mesi l'altro anno abbiamo impegnato ed erogato quasi 160 milioni di euro con il modello Vaia, col commissariamento. Quest'anno saranno impegnati altri 100 milioni di euro con i cantieri che partono, lavorano e vengono pagati. Quindi evidentemente esiste un problema burocratico nel Paese. Guardi, a me ricordo, mi ha fermato anche per gli investimenti privati, a me ha fermato un importante investimento che doveva essere fatto nel settore turistico alberghiero, erano da 5 anni che aspettavano le varie autorizzazioni, l'ultima visita che gli hanno fatto, gli hanno detto guarda devi portare dopo 5 anni devi fare la casetta per i pipistrelli perché qui ci sono i pipistrelli che nidificano, devi portare i pipistrelli. Voi capite che andiamo a disincentivare addirittura gli investimenti privati in questo paese se c'è una burocrazia che dopo 5 anni ti dice di mettere la casetta per gli uccelli, per i pipistrelli. Dall'altro lato noi dobbiamo avere una consapevolezza e la consapevolezza qual è? Che se non si salva il sistema produttivo del paese si devastano anche i conti pubblici, se non fosse chiaro tutto. Quello che garantisce il famoso rapporto deficit-PIL è dato dal PIL, non soltanto dal deficit. E il PIL è fatto dalla produzione che facciamo nel territorio nazionale. I servizi che eroghiamo in Italia, la sanità,
e pensiamo quanto è stato importante in questo periodo, il trasporto pubblico locale, i servizi sociali che vengono erogati col comune, sono pagate dai contribuenti di questo paese. Se i contribuenti non ci sono più e spariscono, noi non riusciremo a pagare i servizi essenziali. Quindi penso che questo sia il momento anche di osare, anche di diciamo indebitarsi, perché l'alternativa, guardate che oggi ho visto Istat che è arrivato a 155 il rapporto deficit-PIL, ma guardate, arriverà a 200 senza dare un euro agli imprenditori semplicemente perché crolla il PIL. Allora, o capiamo che dobbiamo rimettere in piedi il sistema produttivo del Paese, oppure non soltanto fare in danno agli imprenditori, ma fare in là lo Stato. Bene. In questo dato che dice il Presidente Federica, così per dare una proporzione a chi ci ascolta, il PIL viene alimentato dal 35% della popolazione italiana. Cioè quel PIL che dice il Presidente Federica viene alimentato dal 35% della popolazione italiana. Il 35% della popolazione italiana e sono dipendenti privati che alimentano PIL e imprenditori. Il 35% mantiene il 100%. Io vorrei capire da tutti voi, da tutti i politici che vengono in questa trasmissione, se ne verremmo fuori. Allora, io voglio capire questo, Giorgio, perché nel sentire i ragionamenti del governatore Zaia, mi scusi Marinese, sì, nel sentire il governatore Federica che la linea è la stessa, in parte ovviamente anche dall'altra parte politica, però in parte anche da Bisato, c'è una situazione ovviamente economica drammatica. La domanda mia è, il popolo italiano cosa pensa domani mattina? Ci ammazziamo tutti? Spero di no. Diventerà una questione sociale? Spero di no. Cosa succederà? Lo Stato fabbricherà nuovi soldi? Venderà una parte dello Stato? Governatore, qui il problema, Bisato, qui il problema bisogna risolverlo, se parliamo tutti, le problematiche ci sono, risolviamole. Per risolvere rapidamente cosa si può fare, cosa si deve fare me lo dà e un cosa minuto si fa, poi. finisco, sì, e cosa si farà. Inizio dal governatore, poi lo devo congedare perché è già stato gentile a rimanere collegato molto con noi. Prego governatore, nel ragionamento, cosa si farà perché questo venga fatto rapidamente? Ma guardi, io penso che i due parametri da mettere in campo è quelli di cui penso abbiamo discusso anche approfonditamente questa sera. Cioè vuol dire ridare liquidità all'impresa, ovviamente per aiutarla nella parte emergenziale nei momenti di chiusura, ma soprattutto per dargli la possibilità di riprendersi, perché l'alternativa è che le saracinesche rimangono abbassate indipendentemente da quali DPCM ci sarà fra 2 settimane o fra un mese, se non facciamo questo, e dall'altro però permettere di tornare a produrre, perché altrimenti una non sta in piedi senza l'altra. Ecco, io poi vorrei vedere, governatore, lo dico a lei e lo dico ovviamente che agli ospiti di studio, fine domani, dopodomani, lunedì, dovrebbero essere pagate molte ricevute bancarie, perché fine mese se non erro. Io vorrei riparlarne lunedì, vedere quanti hanno pagato le ricevute che dovrebbero pagare. Il 70% no, io credo che da lunedì ci sia una problematica in più che non tutti stiamo sottovalutando, ma già da lunedì, quando arriveranno non mi ha pagato la ricevuta, non mi ha pagato e lo Stato non mi ha dato i soldi e tutti ovviamente hanno alibi, chi corretti, chi no. Posso farle un esempio, un'altra misura che stiamo mettendo in piedi insieme a quella che le dicevo prima e che verrà approvata nei prossimi giorni in Consiglio? Noi per esempio proprio sulla questione pressione fiscale, penso appunto a quelle categorie che hanno patito particolarmente, penso agli albergatori, ai ristoranti, a quelle attività. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo insieme in un accordo con i comuni, abbiamo annullato per 6 mesi le Tari e COSAP. Certo. E anche avete permesso i piatti attici? Questo cosa comporta? Guardate, io penso che questa sia una misura particolarmente intelligente, perché quello che veniva detto, il 70% non pagherà, è assolutamente vero. Quindi noi non li abbiamo messi in difficoltà dicendo devi pagare, magari non ce la fai e diventi anche moroso. Dall'altro lato abbiamo messo, guardate un po', anche in protezione i bilanci dei comuni, che altrimenti rischiamo di avere dell'insoluto che non riceveranno mai, tartassavamo gli imprenditori e non salvavamo nemmeno i bilanci dei comuni. In questo modo abbiamo fatto una scelta ovviamente onerosa, ma penso lungimirante, perché tanto quei soldi, sono convinto anch'io, che per la stragrande maggioranza non li vedevamo, perché come fai a chiedere soldi a delle persone che non hanno potuto lavorare? Certo. A degli imprenditori che non hanno potuto lavorare. E penso che se facessero ad esempio scelte di questo tipo ci aiutiamo tutti, aiutiamo di non prendere dei soldi finti che tanto non arriveranno mai all'ente locale e dall'altro lato aiutiamo l'imprenditore a non essere tartassato. Ecco, nel congedare il governatore avete delle domande da fare, prima di congedare magari vice possiamo salutarlo. Grazie governatore, buon lavoro per il Friuli Venezia Giulia, grazie. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.